Positivo il Capodanno 2024 ad Agrigento con l'esibizione del gruppo De Tino Mancino, soddisfazione dell'amministrazione comunale. Lanciato il nuovo spot della festa del Mandorlo 2024, Clara Guarneri è la prima nata all'ospedale San Giovanni di Dio, rissa in via Porcello tra alcuni giovani a ridosso del concerto, a Favara successo del concerto dell'orchestra Free Melody. Bilancio positivo dell'attività della Polizia Postale in Sicilia, oltre 7.000 i siti web ispezionati, di cui 670 oscurati. Continua la lotta al cyberbullismo e al revenge porn. Gaetano Gazziano scrive al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, costretto a restituire l'encomio ricevuto lo scorso anno con l'associazione Salviamo la Valle per protestare contro le nuove norme che vedono la realizzazione del progetto del rigassificatore a Porto Empedocle. Dal 5 gennaio una mostra documentaria, i cassetti della memoria, i segreti del Palazzo del Governo, grazie a una collaborazione con l'Archivio di Stato. Novità sul calciomercato dell'Agragas, la Fortitudo Moncada dà il benvenuto al nuovo coach Marco Calvani, esonerato Damiano Pilot dopo le varie sconfitte subite dalla squadra. Benvenuti col nuovo appuntamento, il primo di questo 2024, concerto di Capodanno, musica e sicurezza all'unisono in Piazza Marconi per un sereno d'inizio anno. Positivo il riscontro tracciato dall'amministrazione comunale di Agrigento per mezzo di una missiva fatta dall'assessore al ramo Costantino Ciulla. Il concerto di Capodanno in Piazza Marconi ad Agrigento è stato un tutt'uno di musica e allegria che ha abbracciato le ultime ore del 2023, il nuovo anno in sicurezza. Nel corso della manifestazione è stato anche lanciato il nuovo spot della festa del Mandorlo 2024, il servizio. È sempre un grande piacere stare qui ad Agrigento. Un anno importante per la nostra città, capitale della cultura. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo essere felici e orgogliosi. Noi siamo Agrigento! Vamos! Positivo il riscontro fatto dall'amministrazione comunale di Agrigento per mezzo di una missiva dell'assessore al ramo Costantino Ciulla, che afferma come il concerto di Capodanno in Piazza Marconi ad Agrigento è stato un tutt'uno di musica e allegria che ha abbracciato le ultime ore del 2023, il nuovo anno in sicurezza. La serata, condotta da Miriam Di Rosa e Davide Scibili, ha visto De Tino Mancino padroneggiare dal palco dalle 23:15 in poi, interrompendosi per circa 10 minuti intorno alla mezzanotte per il brindisi e i saluti del sindaco Miccichè. Il pubblico, coinvolto in una piazza che si riempiva sempre di più, ha cantato con De Tino Mancino fino all'una, per poi trasformarsi insieme di energia e festa, a seguire fino alle 3 del mattino. Lo spettacolo è continuato con i DJ set animati dai format agrigentini Giovedì all'Italiana con Pablo DJ Noce de Fuego e con il vocalist Marco Catalano. Un plauso va all'organizzazione, continua Ciulla, dell'evento, che ha lavorato incessantemente nei giorni scorsi e si è concentrata fino a pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo, senza tralasciare alcun dettaglio nel rispetto delle norme di sicurezza, garantendo così lo svolgimento fluido e sereno dell'intera manifestazione. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Inizio nel ringraziare i componenti del Comitato per l'Ordine Pubblico, presieduto nei primi incontri dal vicario del prefetto dottore Signorelli nell'ultima riunione del 31 dicembre, insieme al dottor Filippo Romano. Ringrazio, continua Ciulla, la questura di Agrigento, il questore Palumbo e tutti i dirigenti che si sono prodigati per analizzare e prevenire quelle criticità legate allo svolgimento della manifestazione e così attuato una forma di ampia collaborazione reciproca, un piano funzionale ed efficace. Grazie a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine
della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, questi detentori di un delicato ruolo chiave nella gestione delle norme di sicurezza. Ringrazio infine le istituzioni che hanno reso possibile, sovvenzionando le iniziative natalizie, il Capodanno ad Agrigento, iniziando dall'amministrazione comunale, dal Parco della Valle dei Templi, dall'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana. Sono ampiamente soddisfatto, conclude l'assessore Ciulla, perché in centro città, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti, nonostante le numerose organizzazioni di veglioni ed eventi collaterali, si sono riversate migliaia di persone e questo fa assolutamente ben sperare all'economia locale e alla promozione della nostra città. Adesso è tempo di guardare avanti al 2024, nel quale bisogna attuare importanti azioni che ci guideranno verso il 2025, anno in cui Agrigento celebrerà la designazione di capitale italiana della cultura, opportunità che, ne sono fermamente convinto, cambierà per sempre le sorti del nostro territorio. Certo si guarda ai prossimi eventi, a iniziare dalla prossima edizione del Mandorlo in Fiore, per la quale abbiamo divulgato un brevissimo video di presentazione delle date ufficiali proprio in occasione dal palco del concerto di Capodanno. Il Mandorlo in Fiore, conclude Ciulla, si svolgerà dunque dal 9 al 17 marzo e sono state già avviate nei giorni scorsi quelle interlocuzioni con i gruppi internazionali e il lavoro di team che garantirà l'ottima riuscita della 76esima edizione. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي معك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي يا نور العين Si chiama Claudia Guarneri, la prima bimba nel 2024 nata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La piccola è venuta alla luce all'1,43 del 1 gennaio, sta bene, pesa 3,4 kg, felicità incontenibile per i genitori, papà Rosario Artigiano e mamma Claudia, la famiglia originaria di Delia, in provincia di Caltanissetta. Il parto è stato eseguito dall'equipe del reparto di ginecologia con l'ostetrica Laura Amato. Capodanno con rissa ad Agrigento in via Porcello, una strada del centro storico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni giovani si sarebbero prima rivolti frasi ingiuriose, poi avrebbero cominciato a spintonarsi e colpirsi con calci e pugni, dando vita a una rissa con bottiglie, sedie e tavoli di alcuni locali scaraventati a terra. Una scena di panico cui hanno assistito diverse persone che, allarmate, hanno contattato immediatamente i carabinieri. All'arrivo della pattuglia dei militari, i giovani sono fuggiti facendo perdere le tracce. A terra sono stati trovati cocci di vetro, bottiglie, sedie e tavoli. È stato l'unico intervento di rilievo da parte delle forze dell'ordine a ridosso della festività di Capodanno. E passiamo a Favara. L'Orchestra Filarmonica Demetra, il Coro Polifonico Frimelodi e il Coro Voci Bianche della città di Favara Diade hanno fatto uno splendido regalo di fine anno alla città di Favara, un concerto di elevata qualità artistica. È stato un evento emozionante, il concerto di cui è fatta teatro la Chiesa Madre di Favara, accogliendo 100 elementi facenti parte dell'Orchestra Filarmonica Demetra, del Coro Polifonico Frimelodi e del Coro Voci Bianche di Favara Diade. Sentiamo uno stralcio dell'esibizione.
Bilancio positivo dell'attività della Polizia Postale in Sicilia, che ha posto in campo mirate attività volte a fronteggiare i complessi scenari legati ai crimini informatici. Nella lotta alla pedopornografia sono stati visionati e analizzati 7.300 spazi web, di cui 671 inseriti in blacklist e oscurati, mentre nell'attività di contrasto sono state denunciate 63 persone e arrestate 4. Il servizio. Bilancio positivo che ha visto la Polizia Postale di Catania porre in campo mirate attività volte a fronteggiare i complessi scenari legati a crimini informatici. Nella lotta alla pedopornografia sono stati visionati e analizzati 7.300 spazi web, di cui 671 inseriti in blacklist e oscurati, mentre nell'attività di contrasto sono state denunciate 63 persone e arrestate 4. È confermato il coinvolgimento di minorenni di età compresa tra i 10 e i 13 anni nei casi di adescamento online. Dei 51 casi totali trattati dal centro della Polizia Postale, infatti la fascia dei preadolescenti è quella che maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecnico-mediate, con 41 casi totali, e di questi bambini adescati di età inferiore ai 9 anni sono stati 12. L'analisi dei dati del cyberbullismo registra una diminuzione dei casi. Nel 2023 sono stati 26, mentre 12 quelli trattati di minorenni vittime di sex tortion. La maggiore parte riguarda i minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, prevalentemente maschi. 792 sono stati casi riferibili a reati contro la persona commessi nel web, che ha visto la Polizia Postale impegnata direttamente nel contrasto dei reati commessi contro la persona attraverso la rete. Dalle diffamazioni online alle minacce, alle molestie, dal cyberstalking al revenge porn, denunciando all'autorità giudiziaria 64 persone, arrestandone 7. In particolare sono stati 28 i casi di cyberstalking, 40 quelli di revenge porn e 84 quelli di sex extortion. Nell'ambito delle competenze della Polizia Postale si segnala infine l'intensificazione dell'attività di prevenzione attraverso il monitoraggio attivo della rete, un'attività di contrasto di quella online predatoria, con un totale di circa 2.000 casi trattati e condanni per circa 9 milioni di euro. Un notevole riscontro è stato l'incremento degli illeciti legati al fenomeno del falso trading online, che sono passati da 80 a 185 casi in un anno, per un totale di oltre 4 milioni di euro di profitti illeciti. Il settore del finance cybercrime è un bacino remunerativo. In questo settore di rilievo nazionale è stata l'operazione Grande Firme, finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento, accessori marchi contraffatti con perquisizioni domiciliari informatiche nei confronti di 11 indagati. In materia di tutela del diritto d'autore, di rilievo internazionale è stata l'operazione contro lo streaming illegale, che nel mese di dicembre scorso ha consentito di identificare 21 componenti di un'associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione dei palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. Sono stati sequestrati 21 pannelli di gestione degli utenti a 2 di flussi, consentendo l'inibizione dell'illecita diffusione dei segnali audiovisivi diretti a circa 50.000 utenti. Nell'ambito della prevenzione e del contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, in particolare dei fenomeni di radicalizzazione sul web, la Polizia Postale ha monitorato inoltre oltre 20.000 spazi virtuali. E Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, attraverso una lettera scritta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, afferma che mi vedo costretto pertanto a restituire l'encomio e la lettera di apprezzamento dei suoi 2 valorosi ministri. Il servizio. Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, attraverso una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, afferma che, come ricorderà, ho ringraziato con email del 2 aprile del 2023 lei e il suo governo per avere conferito attraverso il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano
Un encomio alla mia associazione Salviamo la Valle dei Templi, Agrigento, sito UNESCO. Durante la cerimonia ufficiale del Premio Nazionale del Paesaggio, che si è svolta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura il 14 marzo del 2023, con la seguente motivazione: per l'impegno di preservare il paesaggio della Valle dei Templi di Agrigento dalle minacce di compromissione e di aggressione, come costante esempio di cittadinanza attiva. I tentativi di compromissione e aggressione a cui si riferisce la motivazione dell'encomio sono proprio quelli denunciati con il progetto presentato al Ministero della Cultura dalla mia associazione e derivanti dall'indecoroso progetto di realizzare a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento un rigassificatore onshore da 8 miliardi di metri cubi l'anno, il cui gasdotto attraverserà addirittura il parco archeologico di Agrigento. Anche il ministro dell'Ambiente, continua nella sua lettera a Gaziano, Geraldo Picchetti Frattin, si è congratulato per la pregevole iniziativa con lettera ufficiale del Ministero del 2 ottobre scorso. Apprendo con mio grande stupore che il Ministro della Cultura e il Ministro dell'Ambiente, che dovrebbero essere i principali tutori del patrimonio culturale italiano e mondiale nel caso ci riguarda, hanno votato in Consiglio dei Ministri il decreto legge sull'energia con cui è stato dichiarato strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente l'indecoroso progetto gasiero. Presidente Meloni, scrive Gaziano, mi vedo costretto pertanto a restituire l'encomio e la lettera di apprezzamento dei suoi due valorosi ministri, non so che farmene. Il ministro dell'Ambiente, continua Gaziano, a inizio del 2023 aveva dichiarato che il rigassificatore di Porto Empedocle non era indispensabile nella strategia energetica del paese. Ha cambiato repentinamente opinione dopo che è stato attaccato duramente dal direttore del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano, che ne ha chiesto le dimissioni. Non è la prima volta, continua Gaziano, che tentativi di compromissione e aggressione del paesaggio della Valle dei Templi vengono posti in essere. Negli anni 50 del secolo passato un grande gruppo industriale si interessò al parco archeologico della Valle dei Templi. La Fiat portò avanti l'altrettanto indecoroso progetto di costruire i propri capannoni sotto il Tempio della Concordia in piano San Gregorio, da dove Papa Wojtyła lanciò il famoso anatema contro la mafia. Fu il coraggioso e irremovibile sovrintendente dei beni culturali di Agrigento, Pietro Griffo, che l'ignobile progetto non si realizzò. Oltre al Museo archeologico di Agrigento porta legittimamente il nome appunto di Pietro Griffo. Presidente Meloni, lei è ancora in tempo a salvare la faccia dei suoi due valorosi ministri della cultura e dell'ambiente e del suo governo. Continua nella missiva Gaziano. Le viene in soccorso l'Unione Europea, che ha bocciato il PNIEC, Piano Integrato dell'Energia e del Clima. Le dà l'opportunità di rivedere l'incomprensibile decisione di dichiarare il progetto del rigassificatore onshore come quello a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, opera strategica, vecchio di 30 anni e superato delle nuove tecnologie delle navi gasiere. Se ne faccia una ragione l'Enel, che era pronta ad accaparrarsi i finanziamenti pubblici per ridurre il vertiginoso rosso di bilancio. Sarebbe opportuno e immorale per il governo Meloni, conclude Gaziano, che proclama tutte le ore l'orgoglio di essere italiani. Ma quale orgoglio? Bisognerà piuttosto vergognarsi qualora venisse compromesso e aggredito il bene culturale che è patrimonio italiano, ma anche dell'umanità, utilizzando risorse pubbliche italiane ed europee. Ci pensi, Presidente Meloni, ci pensi. Questa la conclusione della lettera che Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi, scrive al Premier Giorgia Meloni, restituendo l'encomio ricevuto lo scorso 2 aprile 23. Il presidente della regione Renato Schifani traccia gli obiettivi per l'anno 2024. La corrispondenza da Palermo. Che anno sarà il 2024? In una recente intervista al Giornale di Sicilia, il presidente della regione siciliana Renato Schifani traccia un bilancio dell'attività svolta e dei progetti in cantiere per il nuovo anno, che assicura sarà l'anno dei concorsi e del rilancio per la Sicilia.
Dai termovalorizzatori alle autostrade, tanti temi affrontati dal governatore. Uno dei principali obiettivi per il nuovo anno è l'incremento dell'occupazione che beneficerà, spiega Schifani, della ripresa dell'economia, frutto anche della nuova finanziaria che sarà approvata per la prima volta dopo 20 anni nei tempi di legge. Intanto vorrei premettere, aggiunge il governatore, che l'accordo con lo Stato ci consente di risparmiare ogni anno a regime circa 700 milioni che altrimenti avremmo dovuto versare come compartecipazione alla spesa sanitaria. Per quanto riguarda i concorsi, sappiamo già che nel triennio potremo assegnare oltre 1000 posti grazie allo sblocco del turnover. Nel solo 2024 prevediamo di mettere in palio 436 posti alla Regione. Se ci saranno graduatorie ancora valide e recenti, potremmo farle scorrere, ma per la maggior parte questi posti verranno assegnati per concorso. Schifani si dice ottimista anche riguardo alla spesa dei fondi della programmazione 2014-2020 che fino a settembre vedeva a rischio 1 miliardo. Dai dati in mio possesso, dice, penso di poter anticipare che abbiamo centrato l'obiettivo, faremo i conti nei prossimi giorni, ma la quota veramente in bilico ormai è non superiore agli 80 milioni, grazie alla riprogrammazione varata dal mio governo dopo l'estate. Abbiamo salvato questi fondi che per lo più sono andati alle imprese. Tra le altre priorità indicate dal Presidente, quella dello smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di 2 grandi termovalorizzatori grazie ai poteri speciali assegnati alla Regione per realizzare questi impianti, ma anche l'aumento dell'occupazione grazie alla norma che stanzia 30.000 euro per ogni giovane assunto dalle imprese, il taglio delle liste d'attesa nella sanità attraverso il partenariato pubblico-privato e un intervento risolutivo per affrontare l'emergenza autostrade a cominciare dalla Palermo-Catania. Il mio impegno, assicura Schifani, è di consegnare ai siciliani entro la fine legislatura l'autostrada perfettamente percorribile. Tanti dunque i buoni propositi per il nuovo anno a beneficio dei siciliani che ringraziano e fanno il nodo al fazzoletto augurandosi di festeggiare insieme al prossimo Natale gli obiettivi raggiunti. A un 19enne agrigentino è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento per l'ipotesi di reato porto d'armi e oggetti atti a offendere. Il giovane non si è fermato all'alto imposto dalla polizia, impegnata in un posto di controllo nei pressi di Piazzale Giglia, nel centro di San Leone. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il 19enne a bordo di uno scooter. La perquisizione, eseguita poco dopo, ha permesso di rinvenire un coltello con una lama di 10 centimetri occultata all'interno di un borsello. Nei confronti del ragazzo, oltre alla denuncia, è scattata anche una sanzione amministrativa e il fermo stesso del ciclomotore. E un uomo di 50 anni è deceduto la notte scorsa a Licata dopo essere stato colto dal malore mentre si trovava in bagno all'interno della sua abitazione. L'uomo è caduto piattando violentemente la testa prima sullo spigolo della vasca da bagno e poi a terra. Alcuni familiari lo hanno trovato riverso sul pavimento e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli operatori del 118, ma per il cinquantenne non c'è stato più nulla da fare. A ucciderlo, secondo quanto avrebbe accertato il medico legale intervenuto sul posto su richiesta del pubblico ministero di turno in procura di Agrigento, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. I cassetti della memoria, i segreti del Palazzo del Governo. Questa è la mostra che inizierà il 5 gennaio fino al prossimo 15 presso l'alloggio prefettizio, nato dalla collaborazione tra la Prefettura di Agrigento e l'Archivio di Stato, il Servizio. Dal 5 al 15 gennaio presso l'alloggio prefettizio una mostra ai cassetti della memoria e i segreti del Palazzo del Governo, nata dalla collaborazione tra la Prefettura di Agrigento e l'Archivio di Stato. La mostra documentaria restituisce memorie di storia locale nelle suggestive sale dell'alloggio prefettizio. Sono 20 i fascicoli selezionati dal Fondo Prefettura dell'Archivio di Stato di Agrigento insieme alle loro storie. Aprono lo sguardo sul passato e invitano alla riflessione su luoghi, contesti nazionali e internazionali, eventi e figure illustri. Il percorso espositivo tra telegrammi, note, minute e lettere private evidenzia in modo particolare alcuni affari trattati dall'ufficio di gabinetto della prefettura. Dalla visita privata dei sovrani inglesi a Girgenti nel 1909 all'organizzazione dei pubblici spettacoli, dal terremoto di Messina del 1908 alla morte del re del Belgio, dalla gara ciclistica organizzata a Girgenti
nell'anno del primo Giro d'Italia, alle testimonianze sulla Casa Reale, dalle feste pubbliche nazionali e religiose alla concessione di titoli dalla pubblica sicurezza alle istruzioni per la compilazione dei telegrammi, dagli interventi nel settore della cultura all'amministrazione delle spese d'ufficio. Una narrazione, insomma, da scoprire tra i cassetti della memoria e da vivere attraverso la corrispondenza d'ufficio e i segreti del palazzo di governo tra cortesie istituzionali, aspetti del cerimoniale, burocrazia, diplomazia, governo del territorio. L'iniziativa era stata già anticipata nel corso di un incontro avvenuto in prefettura qualche giorno fa tra la responsabile dell'Archivio di Stato Rosanna Florio e il prefetto di Agrigento Filippo Romano. E Giuseppe Tulumello è il nuovo primario del reparto di ortopedia nell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il nuovo direttore, che ha guidato lo stesso reparto presso l'ospedale di Sciacca, è stato l'unico a presentare la domanda di partecipazione all'atto di interpello rivolto dalla direzione strategica dell'ASP di Agrigento. L'azienda sanitaria ha cercato così di intervenire dopo le dimissioni di massa avvenute lo scorso novembre. Dall'ASP di Agrigento assicurano che l'attuale organizzazione aziendale non ha pregiudicato l'erogazione delle prestazioni del reparto ortopedia presso il presidio ospedaliero di Sciacca, né tantomeno creato disservizio alcuno nei confronti della stessa utenza. E sono 352 i migranti, tra cui 101 minori non accompagnati, presenti all'hotspot di Lampedusa, dove ieri si sono velati altri 4 sbarchi per un totale di 147 persone. Su disposizione della prefettura di Agrigento, per metà mattinata è previsto il trasferimento di 300 persone al porto e l'imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ieri, con 2 motonavi di linea, sono state trasferite altre 650 persone. È un importante e eccezionale ritrovamento in Sicilia. È stata recuperata un'anfora antica, la corrispondenza da Palermo. Recuperata dai sommozzatori della polizia un'anfora presumibilmente antica nelle acque di Mondello. L'operazione è stata avviata su segnalazione del personale della Soprintendenza del Mare. Il prezioso reperto è stato recuperato a una profondità di 10 metri circa in un'area di interesse. Il suo ritrovamento è la dimostrazione di come il mare che lambisce questa parte di Sicilia sia uno scrigno di tesori, probabilmente perché rotta commerciale solcata da diverse imbarcazioni usate per il trasporto merci sin da un passato molto lontano. Il ruolo svolto dai sommozzatori della Polizia di Stato non si è limitato a fornire supporto in ordine alla realizzazione di una cornice di sicurezza, ma si è concretizzato nel far riemergere il reperto che è stato riportato a galla proprio nelle mani degli operatori della Polizia di Stato. L'operazione, peraltro, non è la prima avvenuta nei mari palermitani, attraverso le ovvie implicazioni di carattere culturale legate alla restituzione alla comunità scientifica di un mattoncino utile a ricostruire i tratti della nostra identità. Bene tratteggia uno dei compiti assolti alla Polizia di Stato, la protezione e la garanzia della collettività, che passa anche dalla salvaguardia del suo patrimonio culturale. Se in Italia il numero dei morti nei luoghi del lavoro ha fatto registrare una lieve flessione dai 1066 dei primi 11 mesi del 2022 ai 998 riconosciuti come tali dall'INAIL nello stesso periodo del 2023, la Sicilia riesce a peggiorare il suo già triste record. Al 30 novembre del 2022 le vittime di lavoro erano state nell'isola 56. Nello stesso periodo del 2023 hanno toccato quota 61. Si muore soprattutto nei cantieri edili e in Campania. Catania e Palermo sono le province con più casi registrati, entrambi con 14 vittime. Segue Messina, dove 11 lavoratori hanno perso la vita, poi Siracusa. Si tratta per lo più di gente esperta con alle spalle anni di mestiere o prossimi alla pensione. Delle 61 vittime di lavoro, 12 avevano più di 60 anni, uno di loro era addirittura ultra 65enne. E passiamo dalla linea alla regia per gli spot pubblicitari. Sentiamo ora le ultime novità in casa dell'Agragas relativamente al calciomercato in questo servizio fatto da Carmelo Lentini. Ci sono delle novità in casa Agragas che proprio questo martedì riprenderà la preparazione dopo una breve vacanza e che riguarda il calciomercato, sia in entrata che in uscita. È arrivato il calciatore agrigentino Davide Caramanno, classe 2004,
che ha fatto parte delle giovanili del Catania e Palermo ed è stato prelevato dal Nardò, squadra partecipante al campionato di calcio di Serie D Girone H, attualmente in terza posizione in classifica generale. Sacense Purosangue si sta allenando regolarmente da qualche giorno agli ordini del tecnico Coppa. Ma c'è un altro volto nuovo che fa parte della Roseberg Azzurra, si tratta di Gianmarco Di Stefano, attaccante classe 2000, la scorsa stagione in forza al Paternò, ma cresciuto calcisticamente nella Berretti del Catania, risultando il migliore realizzatore con 23 reti. Più volte convocato con la prima squadra Tinea, è stato in forza alla Primavera della Lazio nella stagione 2020 e proviene dalla nuova Igea Virtus. Per quanto riguarda le uscite c'è una indiscrezione e probabilmente in questa settimana potrebbe esserci l'ufficialità. Stiamo parlando dell'argentino Cristian Ezequiel Jama, che è sul punto di rescindere il contratto con l'Akragas dopo un intero girone di andata, durante il quale ha messo in evidenza le proprie doti di realizzatore. La voce gira insistentemente negli ambienti calcistici agrigentini. Al momento nessuna indiscrezione sulla sua nuova possibile destinazione, ma non gli mancheranno di certo le giuste opportunità. Ma questo potrebbe non essere l'unica partenza. La società mira a correggere qualche settore del campo e il DS Giuseppe Cammarata si sta muovendo a proposito per come aveva anticipato nei giorni scorsi. Al Giro di Boa l'Agragas era accumulato 21 punti, che vale il 10° posto in classifica generale, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Domenica prossima, prima di ritorno, sarà derby con i cugini di Licata sul neutro del Saraceno di Ravanusa, in una sfida che promette sicuramente battaglia. Prima della sosta, la compagine biancazzurra aveva sostenuto al Preste di Gela un lavoro congiunto con la locale squadra, che milita in eccellenza Girone B. Dopo un primo tempo senza reti, l'Agragas si è poi imposto con il risultato di 4-0 grazie alle reti di Rechichi, Liga, Fragapane e Perez nel finale. Novità importanti nella società dell'Agragas, che si arricchisce di 2 nuovi importanti dirigenti. Il presidente Giuseppe Deni ha affidato l'incarico di vicepresidente alla giovane imprenditrice Alessandra Veneziano e di dirigente al papà Baldo, anche lui imprenditore nel campo della ristorazione. E passiamo ora alla Fortitudo. Cambio di guida nella squadra della Fortitudo Agrigento, che dà il benvenuto al coach Marco Calvani, classe 1963, nativo di Roma e uno storico coach della pallacanestro italiana, con importanti esperienze in palmarès, tra cui la Virtus Roma, Scafati, Trapani e Casal Pusterlengo, ultima solo in termini di tempo la sua presenza in panchina di Orzi Nuovi. Benvenuto coach, certi di scrivere insieme una nuova pagina della Fortitudo Agrigento. Così in una nota la Fortitudo Agrigento, coach Calvani prende il posto di Damiano Pilot, esonerato nelle scorse ore dopo la sconfitta contro la Luis Roma. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.